Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net, terza edizione del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con le notizie. In arrivo 50 militari in Friuli Venezia Giulia per strade sicure. Con l'operazione Strade Sicure in Friuli Venezia Giulia ci sono 425 unità impegnate, di cui 250 che hanno collaborato per l'emergenza Covid. Alla luce degli eventi afghani e della riattivazione della rotta balcanica, il Ministero della Difesa è pronto a dare più uomini. È notizia di poche ore fa la definizione di un'ulteriore aliquota di 50 militari per attività di controllo dedicate all'immigrazione e alla sicurezza. Lo ha affermato oggi il sottosegretario alla difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè a margine di un evento elettorale che si è svolto a Pordenone. Ci trasferiamo a Trieste per quanto riguarda un'altra notizia di cronaca. Dei bossoli sono stati ritrovati in un cassonetto in largo Canal. Diverse decine di bossoli di arma da fuoco sono state rinvenute questa mattina in un cassonetto di rifiuti. Sul posto la polizia per il recupero. A quanto si apprende, l'attività è in corso sugli esiti, c'è il massimo riservo da parte degli investigatori. A trovare i bossoli sarebbe stato un cittadino che poi ha dato l'allarme attraverso il numero d'emergenza 112 alle forze dell'ordine. Due articolati che trasportavano quasi 30 tonnellate di gasolio da autotrazione contenente fusti da 1000 litri cada uno sono stati fermati e sanzionati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Stradale di Udine lungo la A23. Secondo la documentazione ufficiale, i due veicoli avrebbero dovuto trasportare solventi organici. Nel corso dell'operazione, la Polstrada ha contestato agli autisti 22 diverse sanzioni relative al trasporto internazionale di merci pericolose per un importo complessivo di quasi 20.000 che si sono aggiunti alle sanzioni fiscali contestate dalle Fiamme Gialle. I due mezzi sono stati sequestrati e i due conducenti denunciati per reati fiscali relativi all'evasione dell'IVA e all'accise. Nella tarda mattinata di ieri, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio lungo l'autostrada A34 ha intercettato presso il casello di Villesse due stranieri ricercati dalle autorità francesi per diversi reati contro il patrimonio commessi oltre Alpe. Gli stranieri, si tratta di un serbo di 36 anni e un olandese di 33, compagna del primo, conducevano due auto di grossa cilindrata con targa svizzera dirette verso la Repubblica di Slovenia. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Controlli straordinari a Trieste dopo i recenti gravi episodi di violenza, tra cui la sparatoria di sabato scorso in via Carducci, per monitorare le zone più importanti della città. I controlli straordinari si sono svolti venerdì e sabato. Nel corso dell'attività il personale del dispositivo interforze ha controllato 185 persone, 48 Green Pass, 65 esercizi pubblici e 21 veicoli. In particolare, dagli accertamenti effettuati a carico di due kosovari, sono emerse un'inottemperanza all'ordine da parte del questore di non essere presenti, come si dice in questi casi, a Trieste. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.